Debutto del Super Green Pass obbligatorio per i lavoratori over 50 del pubblico e del privato. Per questa categoria da oggi per andare al lavoro sarà necessario avere completato il ciclo vaccinale o essere guariti dal Covid. La misura resterà in vigore fino al 15 giugno, una situazione che nel Padovano, secondo il sindacato di base CUB, l'unico in piazza a manifestare contro il Super Green Pass, riguarderà migliaia di lavoratori che da oggi verranno sospesi senza stipendio. Il dato generico è in media il 10%, rappresenta il 10% dei lavoratori, che si aggiunge ai già sospesi, quelli che avevano l'obbligo vaccinale dal 2021, e parlo dei sanitari, insegnanti, forze di polizia e scuole. Adesso riguarda anche il sistema produttivo, che è già in difficoltà nel reperimento di figure professionali e operai. Quindi è un strumento, questo obbligo di Green Pass rafforzato, inutile per preservare la salute nei posti di lavoro. In circa 50 davanti alla prefettura di Padova i lavoratori del CUB hanno definito il Super Green Pass uno strumento inutile e vessatorio. Tra i manifestanti anche chi è arrivato a definire una sceneggiata le immagini delle bare di Bergamo portate nei camion dell'esercito. Dentro le aziende, invece, il banco di prova dei controlli. I datori di lavoro potranno verificare il Super Green Pass over 50 con la app Verifica Covid-19 o con un sistema messo a disposizione dall'INPS. Ma c'è preoccupazione nelle piccole imprese artigiane padovane con pochi dipendenti che si vedono costretti a riprogrammare le attività. Non ci sono grandi numeri, però bisogna tener conto che le nostre imprese sono piccole o medie imprese e che quindi i collaboratori sono pochi. Un collaboratore, qualora decidesse di stare a casa anche se non stipendiato, vuol dire che noi dobbiamo mantenere il posto di lavoro. È vero che si fa fatica a trovare dipendenti, però è vero che se io ne trovo un altro devo procedere con il mio lavoro perché ho tutto il problema delle commesse e di continuare quello che è la produzione stessa. Molti lavoratori over 50 stranieri non vaccinati scelgono addirittura di tornare nel loro paese fino a giugno in attesa della revoca del provvedimento. Le nostre aziende hanno una forte perdita di manodopera, che vuol dire economia, che vuol dire reddito, che vuol dire far vivere l'azienda, insomma, in un momento in cui abbiamo già altri problemi a partire dal caro energia.